Assolutamente, rispetto alla ragazza di Venezia scomparsa c'è stata una reazione molto composta da parte dei genitori e questo è stato molto apprezzato. Da parte della regione siete riusciti a mettervi in comunicazione con la famiglia? No, guardi, le dico anche di più che non penso che sia doveroso rispettare il dolore, punto, non c'è altro da dire. Ho fatto il cordoglio ufficiale da parte dei veneti, siamo a totale e completa disposizione della famiglia per qualsiasi necessità, sottolineo per qualsiasi necessità, e sono convinto che dovremo dichiarare il lutto in tutto il Veneto il giorno dei funerali e poi dobbiamo tutti restare in ossequioso silenzio perché siamo davanti a una tragedia che è immane ed è unica. Questa ragazza Valeria di 28 anni che viene uccisa da questi criminali, da delinquenti matricolati, e proprio per questo io dico che una tragedia così va solo rispettata con il silenzio.